Buongiorno da Porto Vilo, ma in particolar modo da Marina di Porto Levante. Siamo qua davanti appunto alla Darsena perché sta partendo una bellissima 4 giorni di pesca al tonno e naturalmente per capire questo ci facciamo spiegare il tutto da Paolo Comunian, che è il direttore di questa Darsena. Eccoci qui a Marina di Porto Levante per presentare questa gara ormai diventata anche abbastanza importante a livello quasi internazionale, perché ci sono anche imbarcazioni che vengono anche dall'estero. Quest'anno ci sono circa 50 barche e la gara dura 2 giorni anziché un giorno che durava gli altri anni, e le barche sono fuori mare, ci sono delle ferrate e i tonni vengono lamati, misurati, e in base a poi alla misurazione vince chi prende più pesci, diciamo. Quindi vengono poi liberati i tonni? Sì, vengono liberati. E il premio? Al di là della soddisfazione di arrivare primi? Sono dei piccoli premi in denaro e poi attrezzatura da pesca.